Eccoci di nuovo in onda, buon pomeriggio. Come vi avevo annunciato prima della pubblicità, abbiamo in collegamento telefonico i due titolari del Club 27, questo locale coraggioso che ieri ha deciso di chiudere anticipatamente perché c'era qualcuno che non rispettava le regole, e hanno deciso di farlo attraverso un post su Facebook molto chiaro in cui, eccolo qua, ve lo facciamo rivedere per chi si fosse collegato soltanto in questo momento: chiuso per ignoranza, ci fermiamo alle 22. Allora io intanto saluto uno dei due titolari, che è Cristian D'Amico. Buon pomeriggio Cristian. Sì, buon pomeriggio a tutti, salve. Eccoti, ciao. Allora intanto grazie per aver accettato insomma di intervenire nella nostra edizione straordinaria. Che cosa hai visto, Cristian, esattamente che non ti è piaciuto e che vi ha portato a prendere una decisione insomma così impopolare? Perché dopo 2 mesi di chiusura decidere di rinunciare a degli introiti e chiudere anticipatamente non è da tutti. Sì, esattamente come dici, noi ci siamo trovati, come tanti altri nostri colleghi, nella condizione di essere obbligati ad aprire da lunedì, solo che, come tanti altri, abbiamo riscontrato dei problemi con l'afflusso delle persone al locale, la gestione dei clienti stessi, dopo un certo orario, quindi dopo cena, quando magari cominciavano a essere 2 o 3 i drinchi in corpo, e puntualmente si dimenticavano di tutte le regole, mascherina, distanziamento sociale di 1 metro, insomma le regole che sappiamo tutti. Quanta gente può ospitare il vostro locale? Intanto spiego ai telespettatori che stiamo mandando in onda delle fotografie che tu mi hai inviato, che insomma sono legate ad una serata all'interno del locale, quindi se vedete persone senza mascherina è perché sono relative a un momento precedente. A degli eventi passati. Degli eventi passati, ecco, ma insomma è un po' per far vedere com'è fatto e insomma ecco la tipologia di locale. Quante persone ospita e insomma siete riuscite a gestire le norme anti-assembramento? Beh, allora ti dico, il locale dentro è molto, molto piccolo, noi facciamo anche della live music, facevamo della live music, e abbiamo pochissimi posti a sedere, una decina di posti all'interno e una trentina nel plateatico estivo. Per il momento abbiamo deciso di adottare questa soluzione, nel senso che all'interno del locale non facciamo accomodare nessuno e rendiamo disponibile l'interno solo per usufruire dei servizi di VC, sì. Insomma. Facciamo accomodare le persone solo all'esterno e solo nei posti a sedere, limitatamente per i posti a sedere che abbiamo, e gestiamo la situazione come se fosse un ristorante, quindi sarebbe opportuno per la prenotazione, altrimenti certo, chi arriva si accomoda, però deve stare seduto. Ecco, stiamo facendo proprio vedere le immagini probabilmente insomma dei divani dove le persone erano sedute ieri sera. Che cosa hai visto che non ti piaceva? Ma guarda, la realtà è che abbiamo riscontrato dei problemi soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età che va dai 18 ai 25 anni, che è di difficile gestione perché magari con le persone un po' più adulte non c'è questo tipo di problema, però secondo me la gente non ha paura, non ha ben capito ancora in che situazione ci siamo trovati e ci siamo tuttora. Non rispettano le distanze, si abbracciano, si baciano, come se nulla fosse. Sembrerebbe avessero aperto le gabbie, in buona sostanza. Sì. Il problema che noi riscontriamo è che purtroppo noi siamo baristi, osti, chiamateci come volete, però il nostro compito è quello di intrattenere le persone, certo, di realizzare un buon drink, di dare un buon servizio. Certo. E non siamo preparati a gestire una situazione di controllo come ci viene richiesto. Noi ci proviamo, però è difficile. Quello che rischiamo è un chiuso amministrativo di 1 mese, noi siamo già stati avvertiti come la maggior parte dei locali, e non trovo giusto dover pagare di tasca mia lo scotto della maleducazione altrui, tutto qui. Senti, voi avete preferito chiudere anticipatamente piuttosto che avvisare ad esempio le forze dell'ordine? Sì, abbiamo cercato di arginare il problema chiudendo anticipatamente perché
pensavamo fosse la soluzione più idonea al momento, anche perché le forze dell'ordine sono impegnate sicuramente in altri posti per per emergenze di causa maggiore, insomma di forza maggiore. Che cosa ci terrei a fare un... Sì, prego. Pure. No, prego. Ci terrei a fare un plauso comunque alle forze dell'ordine che in questo momento si sono comportate in maniera egregia, facendo soprattutto prevenzione, perché non siamo incappati in sanzioni, non ho niente da dire con le forze dell'ordine, anzi complimenti per la gestione di questo periodo, insomma. Senti, che reazioni ha scatenato questo vostro post, questa vostra decisione di chiudere, insomma? Cioè, siete stati capiti, avete ricevuto solidarietà oppure siete stati contestati, anche ridicolizzati magari? Ma guarda, è stata una scelta nostra che abbiamo deciso di prendere ieri sera per cercare di sensibilizzare la clientela, soprattutto la nostra clientela più che quella di tutti gli altri, perché insomma noi non abbiamo la presunzione di insegnare questo lavoro a nessuno. È stata una scelta estemporanea, limitata alla situazione di ieri sera. L'abbiamo pubblicata per informare i clienti, si è sparsa a macchia d'olio, fortunatamente non abbiamo ricevuto critiche ma solo consensi. Sono anche abbastanza contento di questa cosa e è una decisione comunque nostra. Certo. Beh, è una decisione che insomma penso che in molti approveranno. Io ti chiedo di passarmi il tuo collega Luca Calzavara, se non sbaglio, perché in questa situazione qui vorrei anche un po' capire da voi quanto hanno pesato questi 2 mesi di chiusura. Il Veneto è patria di locali come il vostro, siete probabilmente quelli che hanno pagato il prezzo più caro di questa pandemia. Sì, te lo passo subito. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille. Grazie a Cristian D'Amico. Luca Calzavara. Sì, salve. Eccolo, salve Luca. Allora, questa decisione che speriamo possa essere replicata da tanti altri titolari che non si sostituiranno alle forze dell'ordine, ma di fatto lanceranno un messaggio molto forte chiedendo ai loro avventori di essere prima di tutto responsabili. Avete fatto un bel gesto, ma quanto è pesato, quanto sono pesati questi 2 mesi di lockdown in un'attività come la vostra? Beh, non serve probabilmente che ve lo dica, insomma, in questo periodo 2 mesi e mezzo di chiusura con affitti, spese, siamo tutti bene o male nella stessa barca. Noi non ci aspettiamo comunque che altri nostri colleghi titolari di locali agiscano come noi, perché sappiamo benissimo che ognuno vive una situazione completamente diversa dall'altro. Noi abbiamo agito proprio di spontanea volontà per dare un chiaro segnale alle persone che frequentano questo posto, nonostante chiaramente 2 mesi di chiusura, 2 mesi e 10 giorni di chiusura, non è che abbiano pesato, continuano e peseranno per ancora del tempo. Certo. E nonostante tutto, secondo noi la decisione è stata la più sensata, la più sincera che ci è venuto. Niente, insomma. Sì, certo, speriamo. è stata una decisione un po' di pancia, no? Nel senso che avete parlato di inciviltà, avete parlato di ignoranza, perché in un momento come questo in cui la situazione sanitaria è ancora precaria in tutta Italia, peraltro in tutto il mondo, berci sopra con tanta leggerezza forse non è il caso. Avete fatto un po' i papà, possiamo dire che avete fatto un po' i papà di questi ragazzi? Sì, bravi, che lo sono anche da un anno, quindi... Ecco, sì, però questo è proprio quello che noi volevamo un attimo trasmettere, e la sensazione è un po' la delusione che io personalmente ho avuto in questa riapertura come titolare da parte un po' da parte di tutti. Non pensavo ci fosse un menefreghismo tale nei confronti di quello che cerchiamo di fare, facciamo, e della nostra vita, del nostro lavoro e di tutto. Perché noi veramente cerchiamo tutti i giorni, arriviamo qua ore prima per misurare, sistemare, usciamo, abbiamo i prodotti per la sanificazione e poi ti ritrovi a gestire gente che se ne frega altamente di tutto. Domani a che ora si apre?
alle 6 sempre puntuali. Anche oggi siamo già qua, noi siamo aperti. Voi non andate in vacanza quest'estate? Non si chiude? Neanche la scorsa non ci siamo andati, questa ancora meno. Allora ragazzi, in bocca al lupo davvero, grazie per questo messaggio che insomma spero venga condiviso da tanti. Grazie Club 27, grazie, in bocca al lupo a voi. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. A voi, arrivederci. Allora, tra pochissimo chiedo alla regia di farmi un cenno quando abbiamo Adiconsum con noi, con Roberto Denardo in linea, se ce l'abbiamo, altrimenti... Cosa? Per ora no, va bene. Allora vi faccio vedere un servizio che è stato realizzato dalla redazione di Padova sulla riapertura dei parchi. Finalmente riaprono i parchi, si potrà tornare sulle giostre, quindi un po' come accade nei locali. Si ritorna alla normalità, ma in quali condizioni? Perché anche qui sarà necessario rispettare le regole. Vediamo. Tra oggi e domani procediamo alla pulizia di tutti gli 840 giochi della città di Padova, comprese le aree gioco che erano chiuse in questi momenti, in questi giorni, dal 4 maggio e tendenzialmente posso già dire che, come avevamo promesso, da sabato si potranno di nuovo utilizzare, cioè i bambini potranno tornare nei giochi dei parchi. Dopo mesi riaprono le aree gioco per i bimbi della città di Padova. Il nuovo DPCM prevede misure stringenti come la sanificazione quotidiana delle giostrine, tanto che città come Milano e Torino hanno preferito lasciare i cancelli di queste aree chiusi. Padova ci prova da sabato via il nastro bianco e rosso che vieta ai bambini di usarlo. Le squadre sono al lavoro per igienizzare i giochi e sarà un lavoro quotidiano. La speranza è che si vada verso un ammorbidimento di queste norme così stringenti ed onerose. L'igienizzazione è quotidiana con un detergente neutro come da allegato al DPCM, poi sono previsti una serie anche di controlli che rientrano nelle squadre che già abbiamo in campo, che però si concentreranno anche sui giochi. Devo dirvi la verità, in questi giorni sono stata in contatto con tutti gli altri amministratori italiani, ci sono molte città che hanno deciso di non aprire, penso solo a Milano e a Torino, e la speranza è che si vada verso una semplificazione, perché quello che stiamo facendo oggi e che continueremo a fare non potrà reggere a lungo, non è una situazione che i comuni possono sostenere, siamo tra i pochi che riaprono. Allora, a proposito, tra i pochi che riaprono, chi non riaprirà saranno molti gli alberghi delle strutture termali. Restiamo sempre nel Padovano, andiamo sui Colli Euganei. L'ANSA è stata battuta da pochi minuti e dice proprio questo: 90 hotel termali chiusi in attesa di comprendere quali saranno le loro sorti a fronte di un vuoto disciplinare e legislativo relativo ai centri termali. E la situazione attuale delle terme Abano Montegrotto, secondo Emanuele Boretto, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, la prima area per la salute preventiva in Europa, con oltre 3 milioni di presenze annue, di cui oltre 1.200.000 straniere, ferma da più di 3 mesi e non sappiamo, ha rilevato appunto Boretto, per quanto altro tempo ancora. Dalla fine di febbraio, con il contagio a Vao Euganeo, comune poco distante dalla nostra zona, gli hotel hanno iniziato a registrare delle cancellazioni e così è stato. Non ci sono state più prenotazioni, quindi la perdita stimata è di 1 milione di euro al giorno. Questo è il comunicato stampa che arriva da Federalberghi Terme Abano Montegrotto, 90 alberghi che non riapriranno. Speriamo davvero che il governo decida di normare anche questo settore del turismo italiano e soprattutto veneto. Andiamo a vedere che cosa succede per le agenzie di viaggio. Allora, se questo è quello che accade negli alberghi termali, come stanno andando le prenotazioni alle agenzie di viaggio? Vediamo. Formalmente dal 18 di maggio è consentita l'apertura. Molti colleghi non stanno operando in questo senso, anche perché la formalità per la quale tu hai avuto l'accesso l'abbiamo saputa il giorno 17, per cui ci vogliono anche i tempi tecnici perché ciò accada. Ma il triste della situazione è che in questo momento non sappiamo cosa vendere. Aperti con niente da vendere. Questa la paradossale situazione delle agenzie turistiche. Da lunedì anche queste attività possono aprire i battenti, ma non hanno niente da offrire ai propri clienti. Una beffa che ha spinto molte aziende a restare chiuse in attesa di tempi migliori.
Già adesso, come prima apertura, l'80% delle agenzie sono praticamente chiuse. Presumo che la gran parte di queste, volendo essere positivi, ai primi di giugno, avendo una maggior consapevolezza di quelle che saranno le opportunità che verranno poste per offrire qualcosa di concreto ai nostri clienti, aprirà verso i primi di giugno, dopo il ponte del 2 di giugno, ma c'è molto disorientamento. Il bonus vacanza, per come è strutturato, ha il sapore della beffa per le agenzie turistiche, che si vedono tagliate fuori da quel meccanismo di rimborsi. Il 99% dei casi noi saremo comunque tagliati fuori, malgrado questo auspicio legato alla nostra professionalità e alla possibilità di riuscire a dare indicazioni, come di consuetudine facciamo, ai clienti per meglio utilizzare e soddisfare il suo desiderio di vacanza. Queste attività ora devono sicuramente rivedere il loro modello economico, facendo del cliente tanto come consumatore quanto come la professionalità di chi opera in questo comparto lo strumento principe su cui valorizzare il turismo. Riaprono gli stabilimenti balneari Lido di Venezia, il Blue Moon riapre sabato 23 maggio alle 9, confermata ufficialmente l'apertura da parte di Venezia Spiagge, la società del comune lagunare che ha in concessione una larga parte dell'arenile del Lido. Inizialmente sarà solo il tratto di spiaggia centrale del Blue Moon, mentre il venerdì 29 maggio l'area si allargherà anche alle aree laterali del lungomare d'Annunzio e San Nicolò. Saranno attivi anche i bar e i ristoranti, sempre nel rispetto delle normative vigenti anti-droplet. E poi ancora altre notizie. Federturismo, ci fa piacere che Giuseppe Conte si renda conto che il mondo del turismo riesca a muovere una quantità importante di denaro e che contribuisce in modo sostanziale all'economia del paese. Si attendono importanti interventi dal punto di vista degli aiuti, ma anche sulla fiscalità, e questa era una delle grandi domande che il settore aveva posto al governo Conte, quello di intervenire non soltanto con magari anche prestiti a fondo perduto, ma soprattutto con delle importanti detrazioni, anche ad esempio sul costo del lavoro e non solo, magari anche sul costo delle bollette. Il 24 maggio riapre il Castello di Thiene, quindi insomma anche delle grandi attrazioni turistiche del nostro territorio iniziano ad aprire le loro porte, e sappiamo che a Montebelluna, comune del Trevigiano, è il primo a riaprire i musei. Speriamo di riuscire ad avere con noi tra pochissimo collegato il sindaco Marzio Favaro di Montebelluna. Intanto mandiamo in onda un altro servizio, vediamo che cosa. Locali Buttafuori è quello che mi ha preparato la regia, se me lo conferma. Sì, ce l'abbiamo. In onda allora. Il lunedì sera degli assembramenti è alle spalle. Ieri la pioggia ha dato tregua e ha permesso di fermarsi a riflettere sulle contromisure da adottare per quella che sarà la vera prova del Nobel weekend. Locali trevigiani, quelli più frequentati dai giovani, pronti a dotarsi di vigilantes, di buttafuori, come li si vuol chiamare, per far osservare le norme anti-Covid. Saremo un po' più duri. Quando magari lunedì abbiamo usato una certa gentilezza per non dar fastidio, perché ovviamente era la prima sera e oggettivamente non potevamo fare i vigilantes, adesso ci faremo dare una mano da persone adatte a fare questo, quindi un paio di persone della sicurezza che ci aiuteranno a tenere l'ordine. Stesso orientamento da parte dei gestori di Piazza Trentin. Riapriremo lunedì cercando di essere in sicurezza e cercare di gestire un po' il lavoro all'esterno, perché soprattutto là da noi in Piazza Trentin c'è una grossa affluenza, soprattutto la sera, e non vogliamo rischiare di avere assemblamenti, è sicuramente difficile gestire, però ci proveremo. Piazza Trentin, dove riaprirà da venerdì anche lo Shiraz, che in prima battuta, ritenendo troppo restrittive le norme anticontagio, aveva preferito rimanere fermo. Ipotesi vigilantes che vede altri esercenti più cauti. È un'opzione che stiamo prendendo in considerazione anche noi, non abbiamo ancora deciso, ci stiamo anche informando sugli eventuali costi però che questo potrà comportare. Adesso ci troviamo il weekend a breve e da lì verrà eventualmente fatta una valutazione.
Eccoci qua, allora, sindaco di Montebelluna Marzio Favaro, grazie per aver anticipato il suo collegamento ed essere con noi in linea. Buon pomeriggio. Salve, buonasera. Buonasera, allora una notizia bella e una meno bella. Riaprono i parchi a Montebelluna e arrivano già i primi spacciatori, però la notizia bella è che a Montebelluna riaprono i musei. Grandi speranze insomma per questo bel ritorno alla normalità. Come commenta queste due notizie? Allora, io dico che è una buona notizia il fatto che abbiano beccato subito, appena aperto il parco, un pusher. Ringrazio i miei carabinieri di Montebelluna, la compagnia dei carabinieri, perché 2 anni fa avevamo convenuto sul fatto che era necessario dare un giro di vite sia all'area del parco sia all'area della stazione, e gli arresti si sono succeduti e questo sta restituendo sicurezza. Io ringrazio il Sabatino Piscitello, che è stato il comandante della compagnia fino a pochi mesi fa, che ha fatto un ottimo lavoro. Saluto veramente dandogli il benvenuto Gabriele Favaro, che è il nuovo comandante della stazione della compagnia dei carabinieri di Montebelluna, che si è messo subito al lavoro e appena aperto il parco ha già iniziato le opere di controllo. Credo che la buona notizia sia questa, che le forze dell'ordine stanno presidiando puntualmente la città, soprattutto i punti più delicati. Senta, ma per quanto riguarda... vorrei tornare ancora su questo aspetto, ma è davvero possibile? L'abbiamo visto adesso nei locali, riaprono i locali e insomma già arrivano le persone che insomma senza mascherina, evitando le norme anti-assembramento e così insomma nel parco, nello specifico il Parco Manino, ma insomma sicuramente anche in altri parchi del Veneto. È davvero possibile che questi 2 mesi ci abbiano insegnato così poco, che tornare a fare dei passi indietro sia così semplice, così veloce? Immagino che lei abbia fatto una riflessione anche su questo. Allora, francamente io non ho mai creduto che 2 mesi e mezzo di cattività forzata in casa potessero modificare le abitudini e i costumi. Io mi ricordo la prima settimana nella quale i cittadini sono stati costretti a stare a casa. Alla televisione rappresentavano una situazione quasi idilliaca, gente che si affacciava dalle finestre, cantava l'inno nazionale, tutti felici. Allora, era un'immagine artata, perché nessuno può essere contento di stare a casa. Abbiamo rinunciato a libertà costituzionali fondamentali, la libertà di movimento, la libertà di intrapresa, la libertà di aggregazione. È chiaro che dopo 2 mesi e mezzo subentra la stanchezza. E lunedì, quando c'è stata la riapertura, specialmente forse i più giovani, che non dimentichiamoci sono quelli che sono stati più sacrificati, alla fine possono avere ceduto in qualche momento. Io credo che dobbiamo però tenerci lontani dai 2 estremi. Da un lato quello della sottovalutazione del rischio, dal lato quello della sopravvalutazione di alcune situazioni. A Montebelluna i carabinieri hanno girato per la città, hanno richiamato i gestori che magari erano un attimo più morbidi nel rapporto con la clientela, ma io vedo che già adesso siamo ritornati a una situazione che è quella del buonsenso, quindi gente con le mascherine, c'è l'elemento della distanza sociale, la gente usa gli igienizzanti o i guanti. Forse dovevamo aspettarci che la ripresa potesse avere anche qualche piccolo momento di sbandamento legato anche alla voglia di tornare a vivere in maniera leggermente più normale, perché poi questa non è una normalità. Siamo comunque costretti a comportarci in maniera inedita rispetto al passato. Adesso credo che stia passando correttamente il messaggio che ha lanciato anche il governatore Luca Zaia, ovvero sia comportiamoci tutti con responsabilità per non dover fare la mossa del delfino, cioè dover tornare a casa, inabissarsi un'altra volta per evitare la diffusione del contagio. Se tutti rispettano le regole, siamo in grado di senz'altro gestire la situazione nel modo più corretto. E io credo che anche le istituzioni debbano fare un gesto di fiducia nei cittadini. Ultima battuta. Noi abbiamo chiesto fiducia ai cittadini, adesso tocca a noi darne. Ultima battuta velocissima, e davvero mi scuso, ma dobbiamo partire con il telegiornale del Veneto. Che speranza nutre nella riapertura dei suoi musei? Allora, non possiamo aspettarci il livello di frequentazione di pubblico che avevamo in precedenza, ma la cosa che mi fa ben sperare è questo, che gli appassionati della cultura non hanno perso il contatto né con i musei civici di Montebelluna né con la biblioteca pubblica.
grazie a Facebook e altri social gestiti correttamente, siamo riusciti a mantenere vivi i rapporti con i nostri utenti, spiegare loro come funzionano le nostre collezioni, andare avanti con la programmazione. È importante tornare anche ad accendere le istituzioni culturali, perché è la cultura che ci dà quegli strumenti che ci servono per capire il presente. Chiudo con questa battuta. Al Memoriale Veneto, che si occupa della Grande Guerra, avevamo lanciato l'idea di fare una mostra su un'altra pandemia, che era la febbre spagnola, che arrivò qui fra il 17 e il 18 proprio in connessione agli eventi bellici. Abbiamo lanciato adesso una proposta che sta suscitando interesse, che è quello di documentare l'attuale pandemia, e ci stanno rispondendo anche dal Brasile, quindi stiamo raccogliendo documentazione per raccontare in futuro ai nostri figli che cosa abbiamo vissuto come comunità in questo frangente. Che è un atto di responsabilità anche questo. Grazie Marzio Favaro, sindaco Grazie a voi di e buon lavoro. Montebelluna, grazie, arrivederci. Arrivederci. Ci dobbiamo fermare, pubblicità e poi l'edizione regionale dei nostri notiziari. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.